settembre, fratelli, il Signore Gesù libera questo indemoniato e anche a noi deve togliere di corpo, di mente, l'influsso del nemico che continuamente cerca di gettare la zizzania nel nostro campo. Signore, liberaci dal male e dal maligno in ogni occasione, Signore. Tu vedi tutto, tu sai tutto e tu ci liberi con la tua potenza e il tuo amore. E noi saremo veramente forti per camminare verso te sempre, quando andiamo al Calvario per essere crocifissi e quando andiamo in paradiso per essere glorificati. Ma questa andata al Calvario è quotidiana, perché ogni giorno dobbiamo fare i nostri sacrifici. E questa resurrezione è quotidiana, perché ogni giorno la grazia di Dio ci mette con Gesù risorto.